Gli sforzi sono concentrati sugli studi clinici, sulla ricerca in campo, perché i tumori del sangue si possono sconfiggere, ma i sintomi non vanno sottovalutati, gli esami vanno fatti tempestivamente. È la reazione pronta dell'AI, l'associazione impegnata da 50 anni in questa battaglia, ai troppi rallentamenti in tempo di Covid. La campagna per la raccolta fondi, hashtag Io sono a rischio, continuerà fino al 22 febbraio. I pazienti, e potremo esserlo tutti, hanno bisogno di tutti. Il Veneto, con 5 milioni di abitanti, presenta annualmente circa 330 leucemie acute, 1200 linfomi non Hodgkin, 180 linfomi di Hodgkin e oltre 400 mielomi. Nella cura sta avvenendo una transizione terapeutica positiva, dalla chemioterapia con il suo strascico di effetti collaterali ai nuovi farmaci, e i risultati sono buoni soprattutto per i bimbi. Introduce nuovi agenti immunoterapici, agenti che agiscono con meccanismi biologici e che quindi, oltre a dare maggiori risultati terapeutici, riducono anche le tossicità classiche dovute alla chemioterapia. Sotto tiro sono le cellule tumorali, quelle sane non vengono danneggiate, in alcuni casi è possibile anche il trapianto. I segnali che il corpo ci invia non vanno però sottovalutati. Anemia, tendenza a infezioni, febbre e tendenza a sintomi emorragici. In più, nelle malattie di tipo linfomatoso si assiste alla crescita dei linfonodi superficiali o profondi.